L'Umana Reyer perde il derby con Treviso 83-72. È la prima volta dall'approdo in Serie A che Treviso riesce a portare a casa un punteggio positivo da entrambe le sfide stagionali contro gli Orogranata. L'Umana approccia bene il match nel primo quarto, poi però subisce il rientro degli avversari senza riuscire a imporsi e proporre la propria idea di gioco. Loro hanno giocato come squadra insieme molto più di noi, e una cosa che mi preoccupa tanto, già terza partita consecutiva dove perdiamo rimbalzo. Dunque, in una parola, dobbiamo essere meglio. Dobbiamo tornare a casa, lavorare forte per pulire tutte queste cose e andare avanti, perché ho visto anche altri risultati, siamo in playoff, dunque ci dà questa cosa più tempo per lavorare, per preparare cose in meno pressione, questo che voglio dire. Dunque, ancora una volta complimenti a Treviso, squadra, anche il loro pubblico. Nonostante il risultato, arrivano buone notizie dagli altri campi. La sconfitta interna di Tortona contro Napoli certifica matematicamente l'8° posto e la qualificazione ai play-off con un turno d'anticipo. Sconfitta anche nel femminile, beffate le ragazze di Mazzon. Schio vince gara 2 all'overtime. Al termine di un match infinito, dopo aver avuto il controllo del risultato per buona parte, l'Umana Reyer si arrende alle padrone di casa che si impongono per 86-79 dopo un tempo supplementare. Coach Mazzon, nonostante il rammarico, è soddisfatto della prestazione della squadra. Abbiamo giocato 2 buone partite. Secondo me abbiamo avuto un po' meno attenzione nella prima, dove potevamo arrivare all'ultimo quarto a giocarcela. Oggi la partita, come sempre, le decidono gli atleti in campo ed è la cosa giusta. Credo che questa partita sia stata giustamente vinta da loro. È anche vero che se dobbiamo trovare una motivazione, una cosa, onestamente è solo responsabilità nostra nell'ultimo possesso, punto. E le ragazze hanno fatto tutto bene. La responsabilità di questa partita è un lavoro terribile fatto dallo staff tecnico, terribile.